Ha perso il controllo della sua auto e il veicolo si è rovesciato a bordo strada ed è finito in un campo. Il groviglio di lamiere e i traumi riportati non hanno lasciato scampo a Niccolò Sinigaglia. Il 31enne, noto animatore dei locali di Este, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto domenica sera lungo la strada provinciale 21 a Cinto Euganeo. Il ragazzo stava guidando la sua Lexus e stava tornando a casa quando all'improvviso ha perso il controllo, finendo fuori strada. Non è chiaro cosa sia accaduto. Niccolò conosceva bene quel tratto stradale, forse un animale o un cinghiale sono sbucati all'improvviso facendolo sbandare. La sua auto è stata recuperata in mezzo ad un campo a 30 metri di distanza dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. Niccolò Sinigaglia era molto noto ad Este, era un grande animatore della Movida, lavorava infatti al Salotto 38, uno dei locali più noti della Bassa Padovana. Stimato e ben voluto, Niccolò stava ritornando a casa dopo il turno di lavoro.